Amici di Stranamore Siciliano, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare a Giuseppe, un simpatico ragazzo di 23 anni che cerca la sua anima gemella. Ciao Giuseppe. Ciao, Quanti anni c'hai Giuseppe? 23. E cerchi la tua anima gemella? Sì. Dimmi Giuseppe, come dovrebbe essere il tuo ideale di donna? Deve essere bionda, con i capelli lunghi, piatto di me. Più alta. Sì. Poi bella secca. Bella secca, cioè la vuoi magra praticamente. Anzi, mi viene meglio. Certo, perché se giustamente poi gli devi dare un passaggio deve essere abbastanza leggera. Certo. E dimmi Giuseppe, tu lavori? Sì. Che lavoro fai? Muratore, poi appena finisco il muratore vendo queste pettamate e mobili faccio pure. Cioè tu oltre a fare il muratore fai anche il falegname, No, mobile, vendo mobili. vendi solo mobili. Sì. Cioè questi mobili, fai praticamente il commerciante, no? Sì, commerciante con amico mio. Perché mi dà pure alloggio da mangiare, fare dire. E basta. Esattamente. E dove abiti tu a Mazzara del Vallo? Campobello. A Campobello di Mazzara. Però lavori a Mazzara del Vallo. No, a Campobello pure. Lavori sempre a Campobello. E a Mazzara del Vallo che ci fai? Passeggio, vai. Per passeggiare te ne vai a Mazzara del Vallo, logicamente. Per cercare sempre la tua anima gemella. Sì, o a Palermo, o a Bagheria. Quanti anni dovrebbe avere questa tua anima gemella? 28, 29. Cioè la vuoi più grande? Scelto. E come mai Giuseppe, dimmi? Ti piace la donna matura? Scelto. Perché per parlare meglio, Per parlare? sì. Conoscere meglio, semmai. E va. Certo. Che a fare? Piaciuto mai? Perché le donne di Campobello ti piacciono? No, perché mi conoscono. Prova, mi senti? Allora dimmi Giuseppe, voglio farti un'altra domanda interessante. Tu hai degli hobby? No, Non ne hai hobby? no. Come passi il tempo Giuseppe? Bene. Lo so, ma dico come passi? Cioè praticamente durante la giornata tu che fai? Che faccio? Appena finisco di lavorare, esco un po'. Mi vado a ritirare verso i 5 e 4 di mattina. Cioè adori andare in discoteca? Sì. Ti piace lo sport? Ogni tanto ci vado. Tu fai sport particolari? Sì, appena finisco di lavorare pure. Sì, che tipo di sport fai? Corro. Ah, ti piace la corsa allora? Allora dovrei fare footing. Sì. E poi vado a giocare a calcio anche. Oltre al footing tu praticamente fai il calcio. Sì. Perché martedì ci vado a Catanessetta. Esatto. Perché c'è anche il mio padrino che mi fa correre, vado anche a Roma o a Fiuggi, anche dove qualsiasi paese vado io. E basta. Esatto, va bene amici, abbiamo conosciuto Giuseppe, per chi fosse interessata Giuseppe può rivolgersi sempre a Stranamore Siciliano, che noi siamo sempre in corso con la da Fimi a Marsala al numero 22 con i numeri telefonici che vedete in sovraimpressione. Vi raccomando, per chi fosse interessato a lui si faccia sentire per via telefonica. Bene amici, io vi saluto e vi saluta anche Giuseppe. Ciao da Alberto. Ciao. Ciao Giuseppe. Ciao amici e a dopo. Oh yeah!